amiche, cari amici, buongiorno da Andrea. È da sabato 19 agosto, bisogna bagnare la barba e guardate, io lascio a voi giudicare, l'ultima rasatura fu fatta domenica, io sono così dopo una settimana che non mi rado, quindi penso sia l'ora di dare corso a una rasatura. Bagniamo subito e bagniamo il viso e andiamo a preparare, salutandovi dopo il Ferragosto, che è stato dopo la rasatura che abbiamo fatto assieme, era forse martedì. Io vi saluto oggi dopo che le feste hanno già riempito la famiglia, le famiglie, della gioia di ritrovarsi, del consumare dei buoni piatti, da cui la mia ultima puntata nella vecchia trattoria sul podcast Paesi Nuovi, in cui aggiungo ancora un po' di Down of Glory, rasoi Godfellas, per preparare questo taglio forestale del mio viso. Quindi tavola, amicizia, compagnie, non troppo caldo, ma adesso il caldo è arrivato ed è sabato e quindi andiamo a massaggiare leggermente. La rasatura sarà rapida, come tutte le cose che si fanno in agosto. In agosto bisogna non mettere troppa carne al fuoco, se non quella sulla brace della carbonella che avrete già allestito nel vostro giardino, preparato per mostrarlo ai vostri amici, con i nani e con Biancaneve a ornare gli spazi della vostra proprietà, perché questo piace ancora tanto agli italiani, insomma, il far vedere, il mostrare la proprietà. 7 italiani su 10 sono proprietari di case, molti di questi sono nelle ambasce per l'aumento delle rate dei mutui decisi dall'aumento dei tassi di interesse di Madame Lagarde. E allora, per stigmatizzare, oggi una cella all'aloe vera, non la uso spesso ma la userò oggi con voi, una semisolida, anzi decisamente solida. Non ho messo acqua di vegetazione, magari gliene do un goccetto, giusto non per berlo tipo sake, ma per prepararlo. E andremo a preparare, mentre il prebarba ci predispone a un pomeriggio caldo. Ecco, io ho pranzato perché sono le 2 del pomeriggio, non mi sono mai fatto la barba, tantomeno filmandomi dopo pranzo, perché non mi faccio la barba dopo pranzo ma la faccio la mattina, tant'è che domenica che barba si gira sempre nelle ore della mezza mattina. Però andiamo, approfittando dell'assist presentato dagli amici su questo Yaki Brush, la pennellazza giunonica gigantesca, un amico del canale Montefeltrino, se non ricordo male, ha acquistato. I fianchi giunonici di una donna che vi guarda da una sedia a sdraio dopo essersi scofanata un'intera porzione di lasagne, mentre Yaki 30 è il nome commerciale di questo pennello che spero il fuoco riesca a farvi vedere. E andiamo subito a preparare, togliendo l'acqua di vegetazione, la nostra cella. Andiamo a vedere come si comporta questa donna giunonica dopo aver preparato un ottimo pranzo, aver sovrinteso, come si dice, la preparazione di un pranzo del sabato. Domani domenica ci sarà ancora una coda di festa, molti di voi le vacanze le hanno iniziate oggi, qualcuno lunedì torna a lavorare, io lunedì avrò da fare, martedì, insomma un po' lavoro, Dio piacendo riprenderà. Quindi andiamo avanti, vediamo che subito saltella, spumeggia, questo sintetico ci porta subito a ben pensare, insomma. Quindi vedete come si sta producendo una tracimante schiuma morbida all'aloe vera, cella antichissima casa milanese che produce quel famoso mattone da chilo da fare a pezzetti per radersi per le prossime 4 generazioni. Non l'ho mai comprato, se qualcuno di voi l'ha comprato, so che Marco Traverso credo l'abbia fatto, Marco che saluto, chiaramente, raccontatemi. Se poi avete ascoltato mercoledì sera gli nuovi consigli che Mauro Di Lernia, con barba e capelli, vi ha dispensato per essere felici, è divertente, interessante, anche se a mio parere, lasciatemi dire, consiglia tante valide alternative a spendere 300 euro per un rasoio per essere felici, dove si possono investire in altrettante cose. Ma io non voglio neanche investire 300, neanche 200 euro. Io posso essere anche solo felice leggendo, guardando il soffitto, pensando, camminando. Ho risparmiato un sacco di soldi. Quindi c'è sempre un po' una base di mercantilismo che non mi piace, ma comunque se vi rende felici noleggiare un elicottero, come ha suggerito il nostro Di Lernia, oppure un corso di cucina per tagliare le verdure, a quel punto lì siete a cavallo, perché siete delle persone felici. Io vado invece a preparare la rasatura
perché oggi, come abbiamo detto, il tempo buon profumo si mescola tra pre-barba Dawn of Glory e la nostra pennellazza si impugna come un corpo contundente, sembra un SRCM, come si chiamavano quelle bombe a mano che facevano tirare i tempi della naia negli anni 80, forse anche prima. Bene, questa non è una bomba, invece è una bellissima esempio di super pennello da 30, nodazzo pazzesco, molto operativo, vedete come andando a impugnarlo proprio come uno strumento di difesa, uno strumento di possesso, insomma, potete nel vostro viso maschile trovare molte soddisfazioni. Andiamo a pescare perché è divertentissimo, mi piace molto questo Barber Pole manico che va a dare anche una sorta di energia cinetica al nodo del pelo di questo pennello Yaki. Voi cosa avete fatto nel frattempo? Dove siete? Dubito che siate operativi in queste prime ore del pomeriggio. Io avevo proprio piacere di sbarbarmi in vostra compagnia, come sempre, quindi non ci si sbarba mai. Chi si sbarba non in compagnia o è un ladro o è una spia, ecco. Quindi ben venga questo momento di incontro. Molti turisti stranieri ancora in giro. Ieri per le contrade di questa cittadina un po' abbandonata, molti turisti stranieri, molti con le ciabatte, molti con le canottiere, molti, tutto molto ma molto poco, e quindi insomma un anno di austerity, il bilancio lo faremo. Giorgia Meloni, partiamo dalle highlights, manovra austerity da 30 miliardi, il turismo non è andato come si pensava, ma guarda che strano, credevano che avrebbero fatto il pieno, tolti in certi posti come pare, in Costiera Amalfitana, dove in Campania, anzi il turismo è più 20%, io non ci credo neanche se lo vedo, ma magari Carlo Peluso, che si muove in zona, se guarda i nostri video magari ci saprà dare dei dati statistici sull'occupazione delle camere. Saluto invece per il dato statistico l'amico Vincenzo Patruno che lavora all'Istat, mio amico su Facebook, e mi passa dei dati interessanti ogni tanto, sono i dati delle occupazioni delle notti, per esempio in Basilicata, molto meno dell'anno scorso, flessione, grafici in picchiata. Quindi prepariamoci, ma comunque godiamoci ancora questi giorni che sono di festa, mentre io non andrei oltre perché la pennellazza il suo dovere l'ha fatto. Abbiamo ampiamente preparato il nostro pelame di 6 giorni, immaginate quale necessità abbia di essere rinfrescato con una cremacella Milano all'aloe vera. Benissimo, io direi che possiamo, vedete, ampie presenza anche sulle mani, perché la dimensione del manico porta naturalmente a riempirsi di crema, che è bellissimo, molto infantile. Noi siamo in fondo dei bambini, come ben sanno anche le nostre donne, compagne, amici, insomma, che ci guardano con un po' di tenerezza. Quindi andremo a raderci, eccolo qua, oggi è Ushtuort, eccolo qua, Icon X3 Slant Bar, doppia apertura, rasoio con la testa storta, come vedete, in maniera inequivocabile, manico ponderoso di rasoio Godfellas, peso importante, potenza di taglio. Non si può dire armiamo il rasoio, perché Marco Traverso ha detto non armiamo niente qua non si arma niente, qua ci si fa la barba, è vero, ma io invece amo usare questa locuzione e guarda caso non ho preso veramente, con permesso rientro subito perché questa mattina, primo pomeriggio, le lame saranno le Astra Bleu, niente a che vedere con le verdi, queste sono tra le mie preferite. Andiamo ad aprire subito la prova della cola, andiamo a abbassare Radio All News, giornale radio in cui tutte le mattine Luca Telese e il professor Guida Bardi vi raccontano cose bellissime in settimane quando c'è qualcosa da dire. Oggi c'è ben poco da dire, vedete anche gli highlights sono un pochino sintetizzati e quindi andiamo a montare la lama, non ad armare. Ciao Marco, prova della cola. Scattosità la nostra cartina che contiene le nostre Astra Blade, che in controluce difficilmente potranno restituirvi la descrizione, forse in questo modo il focus lavora un po' meglio. Andiamo su Ushtuort, abbiamo 2 aperture diverse, quindi per barbe più o meno lunghe. Io ho sempre delle difficoltà istintivamente, perché sono distratto da 1000 cose, a usare il lato giusto
nel momento giusto, perché nella vita è tutta una questione di arrivare al posto giusto nel momento giusto, e qui non ci arrivo mai, tantomeno quando scelgo l'apertura, ma ve la faccio rivedere per gli appassionati dei dettagli. Queste sono due molto diverse, questa è molto più aperta, come vedete, ci si vede attraverso, e questa è molto più chiusa. Io andrei sull'aperta, buona rasatura, con lo specchio di servizio montato al piano inferiore. Bene, niente da dire. Provo a girare perché la sento mordere poco, in effetti questa è morde in maniera più. Non trovo grandi differenze fra le aperture, a dirvi la verità. Vero è che mettiamo l'astra alla prova di un disboscamento vero e proprio, perché il pelame è lungo. Bene il canto, questo è il lato giusto. Passaggi lunghi e ripetuti. Mentre la barba del mento è quella più onerosa da rimuovere, da tagliare, ma si fa. Andiamo a riaccendere da un po' di voce. Facciamo l'ultima ora, la diretta news. Sono giornali radio ogni 15 minuti. Giornale radio news in streaming sulle applicazioni su internet, o se siete in un territorio coperto anche sulla classica FM o DAB. Qua il DAB praticamente non c'è. Conferma dall'arrivo sull'isola di container frigo utilizzati per mantenere i resti trovati nelle case bruciate. Molti cadaveri sono infatti irriconoscibili. Veniamo in Italia per parlare della morte di Roberto Colaninno, l'imprenditore nato a... È morto Roberto Colaninno, non peraltro già indicato in alto negli obituaire, morto a 80 anni, nato nel 43, grande manager boiardo di Stato, è stato presidente di Piaggio, presidente di Telecom, non ricordo male se tra i capitani coraggiosi che cercarono di rilevare l'Italia. Vi lascio le notizie. La cronaca ancora alla sua eroina. Si tratta di una... Molto bene, il primo passaggio è decisamente andato, ma decisamente necessario fare un secondo passaggio, andiamo subito a bagnare. Il delinquente, Procediamo. Riprendiamo la pennellazza. Negli highlights passiamo un po' queste notizie perché in fondo va bene tutto ma non deve essere preponderante. Negli highlights abbiamo un ricordo. Nicoletta Casiraghi, dirigente liberale nata negli primi anni 50, morta purtroppo a 62 anni nel 2011, quindi morta giovane, un dirigente che ha scalato da giovane la carriera, studiato scienze politiche, molto amica dei miei dirigenti, amici liberali del mio tempo, di quando ero giovane, svolgevo campagne elettorali in quel partito, di cui porto un grande rimpianto per la presenza politica ormai inesistente, ma soprattutto per Nicoletta, a cui volevo un gran bene. Era figlio di un poliziotto sardo, figlia unica, e si era data da fare fin da giovane iscrivendosi al partito, diventando per lungo tempo segretario vicario dell'Unione Cittadina del Comunale del PLI di Torino, poi diventare la prima donna dirigente e presidente della provincia dal 1985 fino al 1990, presidente della Consulta Femminile, poi nella Rosa nel Pugno, una lunga carriera che su Wikipedia, se volete andare a cercarla, vi illustrerà com'era la carriera in quegli anni di uomini di una mezza età, come poteva essere definito quell'epoca, quel secolo. Purtroppo, ripeto, scomparsa presto, una grande coscienza civile, aveva raccolto le firme, io con lei, in via Po a Torino, per Emma for President, quando Emma Bonino nel 1993-94, non mi ricordo più, si candidò al Quirinale, se ricorderete, una campagna radicale importante, molto amica dei radicali torinesi, si batté per il diritto all'aborto e governò in anni in cui la provincia si saldò con la regione e grazie a lei le competenze furono trasferite da un ente all'altro in una sorta di collaborazione, non in una conflittualità, ecco, doveva rimanere lo studio alle province, le deleghe alle regioni, insomma era un sistema di virtuosismo amministrativo che lei aveva anche svolto presso il Centro Einaudi, istituzione culturale liberale torinese storica, finanziata dalla famiglia Guerrini, e che quindi portava un servizio a quello che Torino e il Piemonte avrebbero dovuto essere, cioè una zona virtuosa
che avrebbe mixato in maniera intelligente impresa, società, pubblico e privato, fino a che questo è stato possibile. Poi con la morte del sovrano, del monarca, nel 2005, quando è morto l'avvocato Agnelli, no, forse morto un po' prima, e questo è un buco storico che non mi perdonerete, ma insomma me lo perdonerete, me lo auguro, e andiamo a fare il secondo passaggio. Andando avanti negli highlights abbiamo il generale Vannacci destituito, quello che se l'è prese con i gay, con gli LGBTQ, se l'è prese con gli omosessuali, ha detto che sono persone diverse, lui è quello normale, insomma era a capo dell'Istituto Geografico Militare di Firenze, che ha tirato un sospiro di sollievo. Perfino il ministro della difesa Crosetto, di destra, fondatore di Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni, faccio il segno, il gigante e la bambina, gli aveva detto che stava farneticando, quindi uscite folli, lasciamo perdere. Spezzino di 55 anni, un anno meno di me. Comunque, italiani ladri in Albania, chi non li ha visti, intanto faccio il contropelo, sono stati beccati in una telecamera, mangiare in un ristorante in una città dell'Albania e poi uscire senza pagare il conto, e li hanno beccati. Giorgia Meloni, in un rigurgito populista, ma soprattutto in vacanze in Albania in questi giorni, ha pensato di far pagare all'ambasciata italiana a Tirana il conto di questi vigliacconi qua, di questi delinquenti, ladri, in fondo ladri. C'è stato chiaramente un po' di maretta, poi si è scoperto che il conto l'ha pagato lei di tasca sua e non l'ha fatto pagare all'ambasciata, che notoriamente è alimentata dai denari pubblici, quindi compresi i soldi miei e vostri. Bene, a parte queste facezie proprio da notizie da leggere sotto l'ombrellone, di nessun interesse, quasi andrebbe messo nei chi se ne frega se questo non ha pagato il conto, invece se ne frega. Ce ne freghiamo perché sono cose che non vanno fatte, fanno fare delle figure orrende. Mostro di Firenze, trovati rollini, taccuini in un baule, ma non si capisce dove, riguardo a 2 degli omicidi avvenuti, uno nella zona degli Scopeti, 2 straniere e poi di una coppia di italiani. Andate a indagare nuove cose, hanno scoperto cose rimaste per 40 anni nascoste in un cassetto, anzi in un baule in verità. E questo che ha sfondato a calci la porta della ex per dispetto e per entrare, si è tranciato l'arteria femorale ed è morto. Quindi quando avete le cose che vi girano fate attenzione, perché rischiate di fare danni molto più gravi a voi stessi che quelli a cui volete infliggere o dimostrare il vostro risentimento. Morto Francesco Alberoni, professore, seppellito con tutti gli onori a Sant'Ambrogio a Milano alla vigilia di Ferragosto, e last but not the least, ucciso dal tubo sparacoriandoli durante una festa patronale a Catania. Io non ho letto i dettagli, un uomo ha perduto la vita usando lo sparacoriandoli. Chiedo a Fulvio, che saluto, se può essere possibile indaghi, vada a fare una ricerca che non sia una fake news chiaramente, ma questo è morto davvero, quindi sono cose che succedono. Della manovra abbiamo già parlato, e saluto peraltro, cosa che non ho fatto, gli amici Luigi del 13, Mirko Falà, che saluto, uno dei primi a commentare insieme ad Alex Nurse la mia puntata del podcast. Mi fa molto piacere questo, che piaccia anche la voce che va un po' a sopraffare l'immagine che è quella cui vi sottopongo. Saluto Odius Oditi, Matteo Preda, Fabrizio, Fabio, mentre il contropelo mi sono tagliato, ma questo è una cosa che capita. Vediamo se l'autofocus riprende questa robina qui. Poco male, ma sono io che insisto perché parlo, mentre parlo mi muovo. Se voi vi radete parlando è chiaro che vi tagliate. Non fatelo a casa. Benissimo, anche il secondo passaggio direi che è andato a buon fine. Ci appropinquiamo a fare the third. Non vediamo. Andiamo in continuazione, non preleviamo più perché questo pennello che risucchia, bene hanno detto gli amici, chi ha problema a smaltire i saponi usi gli H30 e vedrete che i saponi si consumeranno al triplo della velocità. Però è un godimento veramente fisico, perché sentirete che la cella, che fa anche un po' di lenitivo dopo il secondo passaggio di un rasoio non proprio ingenuo, si comporta molto bene e aiuta a predisporsi e a mantenere intanto la pelle non irritata, pronta per il terzo passaggio di cortesia. Quindi soltanto un proforma, in realtà la parte più bella, come ben sapete. Non sentiamo più la radio.
Benissimo. Stanno parlando di Ciro Cirillo, rapito dalle BR di Giovanni Senzani, quel criminale macellaio, professore fiorentino, storia del terrorismo. Le programmazioni del pomeriggio di questi giorni nelle radio non commerciali, come il giornale Radio News, presentano a volte veramente degli scorci della storia interessanti, non perdetevela, ascoltatela. Bene, il terzo passaggio è pronto a partire. Piccola digressione sull'estero. Evergrande e Country Garden, due grandi compagnie immobiliari cinesi sull'orlo del disastro. La Cina sta vivendo un momento di recessione. Danimarca e Germania sono in recessione tecnica, la Meloni è molto preoccupata, l'Europa non sta andando per niente bene e la bolla speculativa cinese ha subito un passaggio un po' troppo ardito. Poi sta parlando ancora dei fatti. Ciro Cirillo, presidente della regione Campania, scappò dai suoi prigionieri e fermò per strada una pattuglia. Sono Ciro Cirillo! In pochi secondi da alcune volanti e subito accerchiata. C'è un violento alterco. Mi sono tagliato qua dove vi ho detto, ho sentito un colpo di tipo lama su seta, quindi avrò bisogno di un allume. E allora Flaminio Piccoli e il ministro dell'Interno Antonio Gava si spostano in fretta. Sentite, Antonio Gava, Al termine della uomini della Prima Repubblica. Io direi di non andare oltre per non infliggere altri danni al mio già martoriato viso. Sembro San Sebastiano, trafitto dalle frecce. Vado subito a sciacquare con acqua fredda. No, non è fredda per niente. Rieccomi con l'asciugamano color tortora, eccolo qui, eccomi. Tamponiamo? Bene, andremo a riparare questi piccoli danni inferti al viso. di Napoli, libero Mancuso si reca attore del greco da Ciro Cirillo. Lo vuole, o meglio, lo vuole. Bene, anzi, oggi giornata convulsa anche dal punto di vista meccanico, mi è partita la moto, non riesco più ad andare, mi sono fermato, bloccato con la mia Suzuki del 1997, forse ho fatto partire la centralina con delle operazioni di montaggio di 2 frecce nuove, insomma ho fatto un casino, insomma alla fine quindi sarà un pomeriggio così, senza neanche la possibilità di farmi una giratina con la mia motocicletta, ma lo farò in bicicletta come spesso faccio, prima di però andare a trovare, che peraltro ho già scelto insomma un aftershave. Vi faccio già 2 immagini perché saremmo brevi, non parleremo più di altro quest'oggi perché la giornata deve essere fresca e rapida, insomma. Quindi dal libro Tevere di Gianni Berengo Gardin, grande fotografo, che è stampato per la Dalmine, come vedete, questo libro aziendale nel 1977, ve lo faccio vedere. Ho selezionato una bella immagine che riporta un'immagine della Basilicata, anzi no, questa è dell'Umbria, non è vero, questo è il Monte Fumaiolo, sono i tornanti fotografati da Gianni Berengo Gardin. Guardate l'immagine del carretto col contadino e queste strade che ricordano veramente i paesaggi di un tempo, queste zone non lontane a Lucignano, dove domani sera, ricordate, 20 agosto, si proietterà in 2 parti il film Non è un caso Moro di Tommaso Minniti e Paolo Cucchiarelli, anche previsto a Torino, ma se siete tra Umbria e Lazio, l'uscita in Umbria Toscana, l'uscita in Monte San Savino, Bettolle, Perugia, Lago Trasimeno, Arezzo, si trova questo bellissimo borgo che si chiama Lucignano, dove potrete, oltre che vedere il film, anche ascoltare il dibattito con il regista Tommaso Minniti e con Johannes Bickler, che è il bravissimo musicista che ha compilato la colonna sonora di quel film. Un'altra immagine che vi voglio regalare prima dell'after riguarda sempre le magnifiche foto, questo per un catalogo Eletta, Dentro le case di Gianni Berengo Gardin, e abbiamo isolato qua sul segnalibro 3 immagini di 3 case in Basilicata e in Campania. Guardate, vedete un salotto disadorno, dei mobili che una volta non erano scontati, come ho anche detto nell'ultima puntata, non voglio insistere del mio podcast, soffitti a volta esattamente come questi, che sono quelli che cagionano questo strano rimbombo microfonico, che spero che non sia cacofonico per voi,
in quest'altra immagine con i crocifissi, due donne nelle loro stanze di case in Campania, non è specificato dove, ma per darvi la misura di come eravamo, di come vivevamo, di come le nostre nonne bis, perché queste donne fotografate nel 78 probabilmente erano nate belle che alla fine dell'800, quindi meditate su quelle che sono oggi le esigenze che avete, la necessità di perseguire per la vostra famiglia, per i vostri figli. Torniamo un po' di semplicità, un po' di silenzio, anche se non andiamo sugli elicotteri, anche se non dobbiamo investire per affittare una barca come uno skipper, rilassiamoci, utilizziamo il tempo per pensare, per ascoltare, come giustamente ha detto Mirko nel suo post. Ed è questo, non so se è un dopobarba prettamente estivo e fresco, il colore è ambra, è un cella abbinato alla crema che abbiamo usato per la rasatura di oggi, e andiamo ad aspergere un alcolico puro, mentre continuano, molto importante lo schiaffo alcolico. Credo che se ho avuto dei tagli in questo è molto denso, non scivola, e quindi è una formula intelligente, perché purtroppo essendo il viso verticale ci sono alcuni after che ti colano addosso, altri che si aggrappano al viso. Non credo che sia un caso, conoscendo la serietà di Cella. E quindi prima del caffè del pomeriggio, che è il momento di gustare per affrontare un pomeriggio con la radio di sottofondo, Andrea vi saluta, vi auguro un buon sabato, una buona domenica soprattutto da me, Andrea, e da Domenica. Che barba!